Cologno Monzese, dopo i lavori di bonifica dell'allegatorio Torriani, circa 40.000 metri quadri in stato di totale abbandono da più di 2 decenni, la svolta è arrivata. Dopo la bonifica, infatti, sono partiti anche i lavori per la demolizione delle vecchie e decadenti strutture. Ci siamo, qui prenderà vita un grande parco aperto al pubblico e un nuovo quartiere residenziale all'avanguardia, con tanto di piccolo bosco verticale. Lo scorso novembre l'enorme complesso era stato acquistato dalle officine MAC. Si procederà con la realizzazione del nuovo progetto, come metà dell'enorme area che verrà trasformato in un parco pubblico dotato di decine e decine di piante e alberi e di un tetto verde calpestabile, un polmone verde più che mai necessario a Cologno. Nella parte restante dell'ex Torriani sorgerà una nuova zona residenziale dotata di ampie terrazze arboree e con abitazioni realizzate secondo i più moderni criteri di risparmio energetico. I costruttori delle officine MAC, che nel milanese hanno già realizzato impianti e progetti anche a vocazione sociale, come la struttura del ristorante Pizza Out, hanno preannunciato che a essere realizzati saranno circa 200-250 appartamenti, che verranno ultimati entro 36 mesi. Un nuovo volto quindi e un enorme spazio per Cologno Monzese, dove sorgerà un intero nuovo quartiere di alto livello architettonico. Le palazzine, di cui una parte potrebbe essere di social housing, avrà ampli terrazzi, portinerie e una palestra. Di fatto, dopo la vicenda, partita nel 2005, con la chiusura dell'azienda, ora, dopo la bonifica dell'amianto in tutta l'area, sono iniziate anche le demolizioni di tutti i fabbricati dell'ex legatoria e il sindaco Angelo Rocchi è voluto andare di persona a vedere come proseguono i lavori insieme ai titolari delle officine MAC. Buongiorno, siamo presso l'area Torriani dove a ottobre avevamo iniziato i lavori delle demolizioni dell'amianto. Adesso sono iniziate le demolizioni dei fabbricati, ci sono circa una ventina di persone, una dozzina di mezzi. Adesso Officine MAC, nella persona di Consonni, vi spiega come stanno andando avanti i lavori. Grazie. Buongiorno, come da cronoprogramma i lavori sono partiti nella giornata di ieri, tutta l'area Torriani verrà demolita e tutto il materiale praticamente verrà sgomberato e portato nelle discariche autorizzate. I lavori verranno terminati entro il 30 di aprile. Già, se non sbaglio, settimana prossima presenteremo il progetto e il master plan all'amministrazione in modo da poter iniziare poi per la fase progettuale dell'intervento. Un saluto a tutti, passo la parola al sindaco. Sì, grazie. Presto, quando avremo il master plan, sarà presentato alla cittadinanza e condivideremo quella che sarà la riqualificazione di questa zona. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci, salve.